Buongiorno a tutti, vediamo ora di utilizzare due limiti notevoli trigonometrici per calcolare altri limiti. Questi limiti notevoli sono il limite per x che va a 0 di seno x fratto x è uguale a 1 e un altro limite per x che va a 0 di 1 meno coseno di x fratto x al quadrato è uguale a un mezzo. Voglio solo fare notare, se torna utile in qualche esercizio, se abbiamo numeratore e denominatore scambiati o qui, il risultato al limite sarà l'inverso. Qua abbiamo 1 e sarà sempre 1, però qui abbiamo un mezzo e verrà fuori 2. Adesso calcoliamoci questo limite. Limite x va a 0, seno 5x fratto 3x. Allora, qui abbiamo x, vogliamo avere anche qua la stessa cosa, qui abbiamo questo 3x. Però allora, questo 3 è una costante che possiamo portare fuori. Possiamo scrivere, qui è un terzo sotto, possiamo portarla proprio fuori dal limite. Un terzo, limite per x che va a 0 di seno 5x su x. E adesso, perché voglio avere la stessa cosa sopra e sotto, cioè qui e qui intendevo, allora moltiplico sotto con 5 anche sopra. Però posso portare fuori quest'altro 5, posso moltiplicarlo qui con un terzo e ho 5 terzi. E adesso questo, se vedete, è della stessa forma di questo e quindi fa 1, quindi il risultato è 5 terzi. Adesso vediamo di calcolare il limite per x che va a 0 di seno di 3x fratto seno 2x. Allora, adesso vediamo un po' come possiamo far saltare fuori questo limite. Possiamo pensare di moltiplicare sopra e sotto sia il numeratore sia il denominatore. Adesso vediamo, limite x che va a 0, se lo scrivo un po' più qua, seno di 3x, e beh, posso moltiplicare sotto con 3x e anche sopra. Questa è la linea di frazione principale e sotto faccio una cosa analoga, seno di 2x fratto 2x per 2x. E adesso vedete qui questi posso anche separarli, no? Posso portare fuori, quindi magari ecco, scrivo così, per questa frazione, e adesso x si semplifica e qui abbiamo 3 mezzi, è uguale 3 mezzi che posso portare fuori dal limite. E comunque il limite di questo, vedete, esattamente in questa forma, e anche questo in questa forma, sono entrambi 1. 3 mezzi per 1 fratto 1, insomma è 3 mezzi, questo limite vale 3 mezzi. Adesso calcoliamo un altro. Limite per x che va a 0 di 1 meno coseno di 4x fratto x al quadrato. Sì, dobbiamo calcolare questo. Allora lo confrontiamo con questo. Qui abbiamo x al quadrato, però qui abbiamo 4x e qua 4x al quadrato. Cioè in pratica quello che abbiamo qua è il quadrato di quello che abbiamo qua. Qui abbiamo 4x, il suo quadrato sarebbe 16x al quadrato, quindi dovremo moltiplicare sopra e sotto con 16. Proviamo, 16 sotto con 16, moltiplichiamo sopra. Allora adesso 16 posso portarlo fuori dal limite, 16 per limite per x che va a 0 di 1 meno coseno di 4x. E questo 16x al quadrato magari lo scrivo per rendere più evidente la cosa come 4x in parentesi al quadrato. Adesso vedete che è della stessa forma. Al posto di x qua ho 4x.
però è della stessa forma, quindi questo limite sarà un mezzo. Quindi ho 16 per un mezzo, che è uguale a 8. E l'ho calcolato. Adesso vediamo ancora un esempio. Limite per x che va a 0 di 5x fratto tangente di 2x. Allora, è uguale limite per x che va a 0, 5x fratto, allora adesso al posto di tangente, cioè, uso il fatto che a tangente il seno fratto il coseno, quindi tangente 2x lo scrivo come seno x fratto coseno x. E adesso elimino questa doppia frazione. Limite per x che va a 0 di, allora, 5x, che è questo è il numeratore, che moltiplica questo invertito, coseno x fratto, sono invertiti il numeratore e il denominatore, coseno x fratto seno x. E allora adesso no, scusate, qua dovevo scrivere, sì, perché tangente di 2x, sì, scusate, non mi torna, tangente di 2x, allora è seno di 2x fratto coseno di 2x. Sì, attenzione a questo. Ok? E allora adesso qua voglio trovare una cosa simile a questo. Come dicevo prima, può essere anche invertito, no? Invece di sen x fratto x abbiamo x fratto sen x. Qui abbiamo una cosa del genere. Boh, quel 5 non c'entra, dovremmo mettere un 2. Allora, portiamo fuori il 5. Limite per x che va a 0. E boh, qua abbiamo x per coseno di 2x fratto seno di 2x. Per avere quella forma lì posso moltiplicare con 2 sopra e devo moltiplicare un 2 sotto, allora qui un fattore 1 mezzo lo metto qua davanti. E allora adesso notiamo questo, il limite, se prendiamo di questo, qua abbiamo 2x fratto seno 2x. E come questo, però con numeratore e denominatore invertiti, però verrebbe 1 fratto 1, è sempre 1 comunque questo limite. Allora, 5 mezzi per 1 di questo, e questo coseno, quando x va a 0, coseno di 0 è 1, quindi ancora per 1, e quindi il risultato è 5 mezzi. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.